Massimo, vieni qua in compagnia, dare un piede supporto. La squash. Nome dolcissimo, nome d'amore, tu sei rifugio al peccatore, tra i cori angelici e l'armonia. Ave Maria, Ave Maria, tra i cori angelici e l'armonia. Ave Maria, Ave Maria. Questa sera pregano insieme con noi il Santo Rosario alcune famiglie di via Volta in Villanova. Insieme con noi e ci sentiamo con loro in comunione di preghiera, sentiamo vicini a noi tutti i fedeli di Villanova, di Giussago, di Lugugnana Marina, di Castello e di Brussa. Tutti insieme questa sera, attraverso la recita del Santo Rosario, mediteremo i misteri della luce. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, di presto il mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel primo mistero della luce si contempla il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E uscendo dall'acqua vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: Tu sei il figlio mio, il prediletto, in te mi sono compiaciuto. Preghiamo, fratelli e sorelle, questa decina del Rosario affinché i genitori che fanno battezzare i loro bambini siano coscienti delle responsabilità che si assumono e con l'aiuto di Dio e della comunità facciano crescere i figli in una fede viva e convinta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della luce si contemplano le nozze di Cana. Dal Vangelo secondo Giovanni. La madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. Vi erano là 6 giare di pietra, e Gesù disse loro: riempite d'acqua le giare. Disse loro di nuovo: ora attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, chiamò lo sposo e gli disse: tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. Preghiamo questa decina del Rosario, fratelli e sorelle, perché Gesù e Maria siano il centro di ogni famiglia cristiana, dove gli sposi trasmettono con la vita i principi cristiani ed i valori che non passano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria a Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce si contempla l'annuncio del regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea, predicando il Vangelo di Dio, e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Preghiamo questa decina del Santo Rosario, fratelli e sorelle, perché la missione di salvezza realizzata da Gesù trovi in noi, come negli Apostoli, seguaci fedeli, generosi nell'accogliere il suo messaggio e pronti a trasmetterlo agli altri con la parola e con l'esempio della vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu
sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce si contempla la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo 6 giorni Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: «Questi è il figlio mio, il prediletto, ascoltatelo». Preghiamo questa decina del Santo Rosario, fratelli e sorelle, perché sappiamo riconoscere nei fratelli il volto di Gesù e perché riscopriamo il coraggio della preghiera, che è dialogo filiale, adesione ai progetti di Dio e trasformazione del cuore. Padre nostro Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel
quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Marco. Mentre mangiavano, prese il pane e pronunziata la benedizione lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti e disse: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. Preghiamo, fratelli e sorelle, questa decina del Santo Rosario affinché l'Eucaristia, che è comunione con Gesù Cristo che dà vita, porti alla nostra vita luce e forza per rinnovarci, togliendoci dal cuore ogni egoismo e portandoci a realizzare in noi la verità nella carità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Amen. o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valde. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum
benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ci alziamo in piedi. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, Abbi pietà di noi. Santa Maria, Prega per noi. Santa Madre di Dio, Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, Prega per noi. Madre di Cristo, Prega per noi. Madre della Chiesa, Prega per noi. Madre della Divina Grazia, Prega per noi. Madre purissima, Prega per noi. Madre castissima, Prega per noi. Madre sempre Vergine, Prega per noi. Madre Immacolata, Prega per noi. Madre degna d'amore, Prega per noi. Madre ammirabile, Prega per noi. Madre del buon consiglio, Prega per noi. Madre del Creatore, Prega per noi. Madre del Salvatore, Prega per noi. Vergine prudente, Prega per noi. Vergine degna di onore, Prega per noi. Vergine degna di lode, Prega per noi. Vergine potente, Prega per noi. Vergine clemente, Prega per noi. Vergine fedele, Prega per noi. specchio di perfezione, Prega per noi. Santa Sposa del giusto Giuseppe, Prega per noi. sede della sapienza, Prega per noi. fonte della nostra gioia, Prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, Prega per noi. tabernacolo dell'eterna gloria, Prega per noi. dimora consacrata a Dio, Prega per noi. rosa mistica, Prega per noi. torre della santa città di Davide, Prega per noi. fortezza inespugnabile, Prega per noi. santuario della divina presenza, Prega per noi. arca dell'alleanza, Prega per noi. porta del cielo, Prega per noi. stella del mattino, Prega per noi. salute degli infermi, Prega per noi. rifugio dei peccatori, Prega per noi. consolatrice degli afflitti, Prega per noi. aiuto dei cristiani, Prega per noi. regina degli angeli, Prega per noi. regina dei patriarchi, Prega per noi. regina dei profeti, Prega per noi. regina degli apostoli, Prega per noi. regina dei martiri, Prega per noi. regina dei confessori della fede, Prega per noi. regina delle vergini, Prega per noi. regina di tutti i santi, Prega per noi. regina concepita senza peccato originale, Prega per noi. regina assunta in cielo, Prega per noi. regina del Santo Rosario, Prega per noi. regina della pace, Prega per noi. regina della famiglia, Prega per noi. agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Perdonaci, o Signore. agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Ascoltaci, o Signore. agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. prega per noi, Santa Madre di Dio. E saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che abbiamo meditato con fede questi misteri del Santo Rosario di imitare ciò che propongono e di ottenere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. E ora recitiamo le preghiere secondo le intenzioni del Sommo Pontefice e per l'acquisto delle sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Recitiamo ora le preghiere per i nostri cari defunti, i nostri familiari, per le anime del purgatorio, con uno speciale ricordo commosso al Signore, implorando la sua misericordia per tutte le anime di coloro che sono defunti in questa giornata come nelle settimane precedenti a causa della pandemia del coronavirus. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Vi invito ad accomodarvi per un momento. Abbiamo questa sera meditato i misteri della luce, i quali ci presentano, potremmo dire così, i fatti principali, i fatti salienti che si inseriscono nel contesto della vita pubblica di Gesù. E siccome che, come dice una battuta, no, che si fa di solito, un allievo non è mai più del maestro, questi misteri questa sera ci ricordano che una vita pubblica esiste anche per noi cristiani, esattamente come è accaduto per Gesù. Che cosa intendo dire? La nostra vita pubblica, che poi se ci pensiamo tutta la nostra vita, tutta la nostra esistenza si poggia sul battesimo che noi abbiamo ricevuto agli inizi della nostra vita e che proprio nel primo mistero di questa sera abbiamo ricordato. Essere battezzati lo sappiamo tutto, ce lo hanno detto i tanti preti che ci hanno seguito nella nostra vita, i nostri catechisti, ce lo hanno detto in tutte le salse e ci hanno ricordato che il battesimo è quel sacramento che ti fa diventare, per grazia di Dio, per grazia dello Spirito Santo, figlio di Dio. Essere figlio vuol dire che c'è una relazione con un'altra persona, con qualcun altro, e naturalmente questa relazione si gioca nella nostra vita esattamente con quel Dio che sta lassù e che in Gesù noi possiamo chiamare Abba, Padre. E questa vocazione, scusate, questa relazione appunto, è quello che noi siamo chiamati a vivere nella nostra vita concretamente, in parole e in opere, e a fare in modo di poterla portare a tutti questa gioia, questa bellezza, la bellezza di questa relazione con il Signore. E naturalmente ognuno di noi la può dire attraverso quella vocazione che il Signore ci ha dato. Il secondo mistero ci ricordava le nozze di Cana e quindi la realtà e l'importanza del matrimonio, no? Tanti di voi che mi state ascoltando sono di fatto o hanno già nella vita annunciato a tutti la bellezza della relazione con il Signore attraverso il sacramento del matrimonio, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. C'è chi poi questa relazione con il Signore la trasmette, la dona agli altri attraverso il sacramento dell'ordine. Eccomi qua, vedete, sto colletto, no? Che ci ricorda appunto il ministero sacerdotale, pensiamo ai diaconi, agli altri preti, agli altri vescovi, poi ci sono le suore, c'è la vita consacrata, c'è chi decide di farlo da singolo. E naturalmente dire tutto questo a parole sembra di dire qualcosa di facile, no? E invece tutti sappiamo, perché lo viviamo, sappiamo che questo è bello, che questo è gioioso, ma sappiamo anche a quante prove ci attendono, a quante difficoltà siamo chiamati a far fronte nella nostra vita, a quanti rospi dobbiamo alle volte ingoiare e mandare giù, perché non tutti mica ci accolgono, non tutti mica anche ci riescono a capirci, no? Testimoniare la relazione con il Signore che è esperienza
e all'interno di questa esperienza anche poi dire il nostro sì, dare il nostro assenso di fede a quelle che sono le verità oggettive della nostra vita. Credere per esempio che Dio è uno e trino, credere per esempio che la Madonna è sempre vergine, che è stata preservata dal peccato originale perché in questo modo, a differenza nostra, è stata scelta da Dio perché attraverso di lei il suo figlio potesse venire in mezzo a noi. Potremmo continuare anche in tante altre verità di fede, l'elenco però si farebbe lungo. Qualcuno potrebbe dire, Don Luca, ma questa allora è veramente una mission impossible. Eh sì, cari, essere cristiani non è una barzelletta. Essere cristiani non è facile e lo sappiamo molto bene, soprattutto nei tempi attuali, nel tempo presente sappiamo quanto sia difficile e quanto la strada sia in salita. Allora vedete, quando noi pensiamo a tutto ciò, la tentazione che potremmo avere è quella di un po' di scappar via, no? Di sventolare bandiera bianca e di arrenderci, no? Alla prima difficoltà. Oggi tra l'altro va un po' di moda, no? Arrendersi alla prima difficoltà. Eppure dobbiamo ricordarci che il Signore, fratelli e sorelle, non ci lascia soli. Il Signore prima di tutto si manifesta nella nostra vita, lo abbiamo ricordato nel quarto mistero, no? Con l'episodio della trasfigurazione attraverso cui Gesù davanti ai suoi discepoli annuncia dopo averli avvisati che sarebbe morto di lì a poco, però subito dopo li porta su un monte, alcuni di loro, Pietro, Giacomo e Giovanni, rappresentanza di tutti i discepoli, e si trasfigura come a dire: guardate che nella morte non è finito tutto, ci attende un dopo ancora meglio, ancora più bello di quello che viviamo, ed è quello che siete chiamati ad annunciare a tutti. E naturalmente questo che ci fa capire come il Signore non ci lascia soli, ci accompagna in questa meravigliosa avventura che è la nostra vita pubblica, naturalmente ci ricorda anche che abbiamo i sacramenti. L'ultimo mistero ci ha fatto contemplare l'istituzione dell'Eucaristia, e l'Eucaristia in effetti è il sacramento più importante che abbiamo, e con quel pane eucaristico nei quali noi contempliamo Cristo presente, che cosa facciamo? Lo assumiamo attraverso la Santa Comunione, lo mangiamo come Lui ci ha raccomandato di fare, e lo facciamo perché? Per acquisire le forze necessarie, quelle spirituali, quelle mistiche, per poter camminare da veri credenti, da credenti possibilmente credibili, e poter così stare in piedi in questa avventura. Vedete, il Signore ha previsto tutto, con una perfezione assoluta, con una perfezione straordinaria, e naturalmente ci dà anche lei, ci dona anche lei. Quando sulla croce Gesù si rivolge alla madre e dice: madre, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre, intendendo per madre lei e per figlio il discepolo che lui amava, e che la tradizione fino ad oggi ha sempre riconosciuto essere Giovanni, l'Apostolo Giovanni. Gesù che cosa fa? Affida a lei, alla sua protezione, alla sua cura tutta la Chiesa. In Giovanni ci siamo tutti noi, c'è tutta la Chiesa, c'è tutto il popolo di Dio, e anche Maria allora ci guarda con il suo sguardo materno, anche lei ci prende per mano, anche lei ci accompagna in ogni nostro passo e lo benedice. Allora noi, visto che i tempi, soprattutto questi, così strani, chi avrebbe mai detto 4 o 5 mesi fa che ci saremmo trovati a vivere un mese di maggio, un periodo primaverile così strano? Eppure questo è il tempo che il Signore ci chiede di vivere, e in questo contesto che potrebbe essere a noi avverso, che si inserisce questa nostra vita pubblica, nella quale siamo chiamati ad essere discepoli del Signore, credenti e credibili. Non dimentichiamolo mai, non siamo soli, il Signore ci accompagna,
lo fa attraverso la sua presenza, che nei sacramenti viviamo concretamente, ma lo fa anche dandoci Maria, la Beata Vergine, lei che è la Madre di Dio, ma che è anche la Madre nostra, appunto per incoraggiarci a continuare ad andare avanti, nonostante tutto. E allora adesso, alzandoci in piedi, invochiamo per l'intercessione di Maria, dalle mani del Signore, la sua benedizione, che ci sia proprio di incoraggiamento a guardare con fiducia e con serenità al futuro che si apre davanti a noi. E ci chiede di farlo nonostante tutto, nonostante quello che potrà capitare a noi, ai nostri paesi, alla nostra nazione, al mondo intero. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai. Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà, lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà.